I consiglieri Evaristo Damassia per la maggioranza e Marco Fabro per la minoranza. Vista la nota presentata al protocollo in data 17 ottobre 2017 al numero 32.618, con la quale il signor Marco Fabro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, dato atto che con propria deliberazione di data odierna il consigliere dimissionario Marco Fabro è stato surrogato al consigliere Toretto, ritenuto necessario procedere alla surroga del componente dimissionario della commissione in oggetto, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 24 ottobre 2017 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, previe le designazioni da parte dei capigruppo di minoranza con votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad 1, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di nominare, sulla scorta dell'esito della votazione sopradetta, componente della Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari in sostituzione del dimissionario Marco Fabro, il nuovo consigliere. Grazie, do la parola al Ferraro. Grazie Presidente, anche in questo caso nominiamo come gruppo il consigliere delle trasferenti Ferraro Marisa. Grazie, Capur Pignolo. Sì, anche noi sosteniamo la candidatura di Marisa Ferraro, grazie. Grazie, Capur Pignolo. La votazione è segreta, per cui invito gli scrutatori al tavolo della Presidenza. Comunico l'esito della votazione: 4 voti per Capogruppo Ferraro e 12 schede bianche. Invitiamo un'immediata esecutività, un voto potente, voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. La delibera è immediatamente esecutiva. Passiamo al punto numero 6, l'ordine del giorno, variazione del 4 bilancio di previsione 2017-2019 di competenza dell'organo consigliare. Do la parola all'assessore Barba. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Al fine di procedere con la struttura dell'atto relativo alla compravendita dei beni immobili della partecipata causa patrimonio SRL di creazione, quale atto finalizzato all'obiettivo assolvimento sulla struttura stessa, si rende preliminarmente necessario creare le relative poste in bilancio, sia finalizzate all'ente essenziale delle funzioni patrimoniali, sia alle posizioni di copertura degli oneri fatti dall'indebitamento che si va a regolare frutto in esecuzione di quanto già previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale numero 68 del 29/09/2016.
Il prezzo della compravendita è convenuto in euro 9.572.874,95, corrispondenti al debito per i mutui di cavo patrimonio SRL in liquidazione in linea capitale al 30/09/2017, di cui 232.635,99 relativi alla quota capitale per altre già scadute e non pagate alla tale data. Ne consegue che il medesimo importo viene indicato al bilancio quale corrispettivo per la posizione patrimoniale con corrispondente entrata da contributo degli investimenti da imprese partecipate. Vanno altresì operate le necessarie variazioni per poter pagare la scadenza alle rate dei mutui che ci si accolla, oltre alla spesa una tanto stimata in euro 257.135,99 relativa alle rate già scadute, di cui 232.635,99 per capitale e 24.500 per interessi ed indennità di dimora, per la quale si provvede alla copertura tramite l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione. Per quanto riguarda il pagamento delle rate alle scadenze contrattuali stimate in 271.364,01, di cui euro 187.364,01 per capitale ed euro 59.500 per interessi, si provvede al finanziamento sia tramite riduzione di oneri verso il cavo patrimonio SRL in liquidazione per canoni di locazione degli immobili in uso al comune che vengono acquisiti sia tramite previsione di maggiori entrate correnti anche riferite ai canoni di locazione attiva per la parte immobiliare della partecipata in uso a soggetti privati. Contestualmente alla sopra descritta variazione si applica al bilancio ulteriore quota disponibile dell'avanzo di amministrazione al fine di procedere all'estinzione anticipata di alcuni mutui con cassa depositi prestiti per complessivi euro 2.023.439,40, precisando che la relativa penale stimata in euro 500.000 viene finanziata per euro 456.190,49 tramite specifico contributo erariale ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 1 del decreto legislativo 113/2016. Per la quota rimanente euro 43.809,51 con avanzo di amministrazione. Infine si provvede a ulteriori variazioni di spesa corrente per far fronte agli oneri di gestione dei beni acquisiti dalla società che per la parte residua dell'esercizio 2017 ammontano a complessivi 13.700, interamente finanziati tramite ulteriore riduzione dei canoni di locazione dovuti a causa patrimonio SRL in liquidazione. Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 26/01/2017 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale numero 18 del 26/01/2017 con la quale è stato approvato il PEC per il medesimo periodo, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 24/10/2017 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visto l'allegato parere favorevole espresso sulla proposta della deliberazione in data 23/10/2017 dall'organo di revisione economico-finanziaria previsto ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000. Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 197 bis del decreto legislativo 267/2000 e dall'articolo 3 del regolamento dei conti controlli interni in merito alla presente proposta di deliberazione. Per quanto spesso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di approvare il bilancio di previsione 2017-2019 la variazione descritta in premessa come riassunta nel prospetto costituente legato al numero, di dare atto che in conseguenza della presente variazione di bilancio di tenersi aggiornati i contenuti del documento unico di programmazione 2017-2019, di dare atto in particolare che anche dopo la presente variazione è garantito il rispetto del principio di pareggio del bilancio aggiornato per l'esercizio 2017 nella somma di euro 44.936.677,69 al netto delle anticipazioni di tesoreria e delle partite di giro, di approvare i contenuti del prospetto per la dimostrazione del rispetto dei privilegi di bilancio e del saldo di competenza relativo ai vincoli di finanza pubblica costituente allegato numero 2, di approvare quello schema riassuntivo da inviare dalla tesoreria allegato numero 3, di dare atto che è stato acquisito parere favorevole
dell'organo di revisione allegato numero 4. Grazie Assessore Flavio. Io Assessore Flavio, ci sono interventi? Grazie Presidente. Solo per la dichiarazione di voto, vista la complessità dell'argomento e il poco tempo a disposizione, esprimere il voto contrario. Grazie. Grazie. Consigliere Antonio. Grazie Presidente. Anch'io ho avuto poco tempo per dare un'occhiata, quindi provo a chiedere due cose però Assessore, perché quali sono i beni, mi permetto l'elenco dei beni che passano definitivamente all'amministrazione? C'è anche l'azienda dello Moschetta, immagino, tra questi. Ecco, la preoccupazione poi è che la gestione dell'azienda speciale, che appunto istituita tale qualche anno fa, era perché veniva agevolata nella gestione quotidiana delle cose. Ora il ritorno obbligatorio, perché non è proprio un atto dovuto, comunque mi preoccupa, ci preoccupa, perché la gestione diventerebbe più complessa. Lei ha preso visione di questa problematica e come pensa di risolvere questa questione? Perché secondo me è molto importante. La delibera non va particolare della Moschetta, noi togliamo i multi con una delibera di attuazione già delineata e definita. Se lei mi fa domande sulla Moschetta vedremo come fare, tanto ce li prendiamo. E io le dirò che sarei contento di prendere. Assolutamente sì. Se poi lei discute sulla Moschetta partendo da questa problematica che verrà fuori domani, intanto facciamo la delibera e possiamo andare a questo punto. Che non è solo la Moschetta, si vuole fare, sono i parcheggi, ci sono i magazzini, c'è una serie di immobili che comunque con il costo di 9 milioni, se facciamo un conto economico, allora se riceviamo con la copertura di questi 9 milioni è nettamente inferiore agli immobili stessi. Tanto prendiamo immobili come fabbricati, come discorso proprio di immobili, non di utilizzo della Moschetta o del file, prendiamo e questa delibera è specifica. Grazie Assessore Flavio. Ci sono altre? Sì, allora, la delibera è specifica, la capisco. La domanda è, visto che siamo obbligati a farla, immaginiamo ci fosse nell'ottica dell'assessorato sociale una visione capace di poter gestire gli affitti che devono essere legati al comune, perché le gare di appalto verranno fatte e gli eventuali ampliamenti per mettere a norma la casa, perché la casa di riposo non è ancora a norma e deve essere sistemata. Allora, la preoccupazione che io porto è che questa delibera è dovuta, tuttavia credevo si poteva nel frattempo darci anche una visione di quello che poteva essere uno sviluppo da questa, perché ogni delibera poi ha una successiva caduta sul territorio, una successiva presa di posizione, eccetera. Guardi, comunque i 9 milioni sono molti ne poi ci saranno anche degli introiti di canoni che noi non dovremmo pensare, ma andremo a sfruttarli e utilizzarli magari per la manutenzione o per il ripristino, per qualsiasi cosa. Non vedo perché hai tutte le professioni soldi per poter mettere a posto, visto che andiamo a spendere tanto per acquisire, non ho capito questo. L'azienda Don Moschetta, Ma io capisco ancora l'azienda Don Moschetta, la Don Moschetta ha delle problematiche che gestiremo quando saranno definite certe problematiche. Ma il mio problema non è solo la Moschetta, stiamo parlando di un capitale che non è solo la Moschetta, la Moschetta è uno dei tanti, senza alcun dubbio, e verrà valutato in sede appropriata cosa si dovrà fare alla Moschetta, cosa si dovrà fare alla Partita, cosa si dovrà fare all'Istituto di Milano, sono una serie di circostanze che verranno valutate a vostro. Ripeto, la delibera non è esclusiva
la valutazione della moschetta. Poi vogliamo fare la moschetta perché sappiamo tutti le definizioni che c'è la moschetta. Non è detto che con i controlli diversi andiamo a operare sulla moschetta. Sicuramente l'ha fatto in passato. La moschetta, difetto, moschetta, perché è venuto piano, partire. Noi facciamo tutto, semplice. O magari controlli, cioè adesso abbiamo una gestione di canoni o di entrate di locali che sono in affitto, dobbiamo gestire la manutenzione. Scusi, perché ha detto che è contento che tutto ritorni? Scusate un attimo, mi fate una... Signor Presidente, Grazie. è lui che interrompe me, io parlo di un dialogo perché... No, lui ha risposto a una domanda e lei sta rispondendo alla domanda. Comunque la parola fino alla prossima oraria. Non la sto dicendo. Grazie. Ha fatto entrare di parlare. Grazie Presidente. Mi domandavo perché è così contento che tutto ripassa sotto l'amministrazione. Posso parlare? Perché sono positivo, va bene, sono positivo. Non è una risposta. Un attimo, Posso parlare? No? Sì, no, perché come fare? Sempre un'alterata, una mostruosa. Stiamo parlando della venuta di poter accorpare dei tenuti per portare a casa con la moschetta, se sono felice, io sono sempre felice, sono sempre positivo, felice da sempre. Quelli non tengo. Assessore Barno. Presidente, scusa. Sì, ne ha facoltà. Assessore Barbara, io ho usato le parole che lei ha citato. Lei era contento ieri, io ho detto, e le chiedo come mai è così contento, visto che le procedure che io conosco per l'attribuzione dei bandi di gara, per fare eventuali ampliamenti, per fare, sono molto più complicate se non gestite come erano gestite prima da enti che potevano avere, come dire, una facilità e aiutavano e agevolavano lo svolgimento delle cose. Perché lei dice di essere con lei questo termine, non l'ho usato io. Assessore Barno. Allora, colleghi già incapaci che non sappiamo gestire tutto. Vi ho detto, c'è un'organizzazione, oltre a questo passato, stiamo facendo una programmazione per risolvere vari problemi, se ci sarà se no capisco, non so. Lei mi dice ancora, da uno spirito, da una frega. Abbiamo le capacità per gestire queste cose, poi cerca tranquillo e sereno, magari tranquillo e sereno, le gestiamo senza problemi. Banchi e manutenzione straordinaria, dove vuole. Cioè non so dove vuole arrivare, Questa è una domanda che non ha senso. Non ha senso. Cioè, lei teme che non siamo in grado a gestire la moschetta? Questa è una domanda. Forse questo dibattito io devo interrompere, mi devo parlare un'altra volta per ciascuno, e dopo passiamo alle votazioni. Guardate gli interventi. forse l'assessore Barbaro non ha ben capito dove si è seduto, forse che siamo al bar e parla come se fossimo al bar. E questa cosa mi dispiace. Quando io faccio una domanda, perché pensavo ci fosse una visione, mi sarebbe piaciuto che la visione fosse stata raccontata, conoscendo il passaggio dall'azienda speciale prima e il ritorno all'amministrazione dovuto, okay, è una preoccupazione che io porto. Dopodiché l'assessore mi dice cosa pensa lei, cosa dice lei, io non penso nulla, io sto aspettando la sua risposta per piacere, ma lei per la Barbara non si agita troppo, non si agita troppo e non sia maleducato, capisce? Lei deve rispettare, deve essere seduto in consiglio comunale, non è al bar per uno spritz, abbia pazienza. Se lei pensa di essere al bar per uno spritz, qualcuno le deve insegnare che in questo posto si discute, si deve dare un giudizio su quello. Io le ho chiesto, rispetto alla verità che devo fare, doverosa, se lei è in grado di darmi la visione, lei dice che io risolvo il problema, io non lo metto in dubbio, però devo inserire spiegato che lei investe, secondo me potrebbe essere trattata così. Lei tace, rimanda, non risponde
denigra, vada avanti così, cosa risponde? La gente pubblicità, cosa devi dire? Grazie. Dove... No. Ci sono che devono intervenire? Nessuno deve intervenire? Passiamo alla votazione. Voti favorevoli. Voti contrari. Voti astenuti. Votiamo la immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli. Voti contrari. Astenuti nessuno. No, astenuto. Astenuto prima, adesso. Adesso astenuto su zero. Prima astenuto, adesso sì. Grazie per la precisazione. Passiamo alla delibera numero 7, estinzione anticipata di alcuni gruppi in cassa deposito e prestiti. La parola all'assessore Barba. Con la pena intervenuta la versione del bilancio è stato previsto uno stanziamento per l'estensione anticipata di una parte dei mutui del comune. Per quanto riguarda i mutui estinti anticipatamente nell'ambito dello stock di debito esistente della cassa depositi e prestiti, è stato fatto un calcolo di convenzione nel quale si tiene conto tramite i dati acquisiti dal sito internet dell'elenco mutuante dell'intenuto richiesto della durata del residuo degli stessi, oltre che della venuta intera somministrazione del prestito. Per quanto riguarda il cosiddetto indennizzo, va tuttavia precisato che quello stesso non rimane integralmente a carico del comune in quanto coperto con una parte dello specifico fondo statale riferito esclusivamente ai mutui con cassa depositi e prestiti, per il quale è stata presentata specifica istanza già nel mese di marzo di quest'anno. La riduzione oggi proposta va nella direzione di riduzione dello stock dell'indebitamento dell'ente, ancora più opportuna nel momento in cui l'ente va ad accumularsi i mutui di cambio patrimonio sereni, sia per ridurre negli anni a venire la rigidità strutturale del nostro bilancio, sia per utilizzare comunque in modo coerente con gli obiettivi di finanza pubblica una quota cospicua della vasta amministrazione tuttora disponibile. La presente proposta di deliberazione consente pertanto una riduzione dell'indebitamento esistente alla data del 31/12/2017 con conseguenti effetti positivi a decorrere dalla data in scadenza al 30/06/2018 per circa 180.000 euro annui da capitale interessi. I mutui proposti per l'estensione anticipata sono i seguenti. I mutui sono 6 e scadano tutti al 31/12/2034, vi do un po' di numeri. Alle conto capitale 475.514,52 con un indennizzo di 103.127,21, 748.750,92 con un indennizzo di 179.233,73, 385.141,49 con indennizzo 93.240,29, 80.529,60 con indennizzo di 19.495,69, 94.534,71 con un indennizzo di 22.886,33, 238.968,16 con un indennizzo di 57.203,85 per un totale di 2.023.439,40 con un indennizzo di 485.286,70. Richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la variazione di bilancio con cui sono predisposti gli stanziamenti necessari per procedere all'estensione anticipata di parte del comune. Richiamata la circolare di cassa dei depositi e prestiti numero 1280-2013, in particolare la sezione 10, dove è previsto la richiesta di estensione mutui deve prevenire corredata
dalla relativa deliberazione del Consiglio Comunale almeno 30 giorni prima della scadenza della data prescelta per il rimborso anticipato, ovvero il 30 novembre per la scadenza del 31 dicembre. Considerato che l'indennizzo come sopra evidenziato è presuntivo ed è giunto dalla procedura online della Cassa Depositi e Prestiti, mentre il suo esatto montaggio potrà essere concordato solo circa una settimana prima della scadenza del pagamento e sarà comunicato ufficialmente dall'istituto creditore. Rilevato tuttavia che la richiesta di sostituto statale in conto indennizzo andrà confermato nel suo importo definitivo al Ministero dell'Interno entro il mese di febbraio 2018 e che un eventuale aumento dell'indennizzo stesso può rientrare nel complessivo stanziamento messo a disposizione degli enti locali. Visto l'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000 ritenuta la propria competenza in merito, visto il vigente regolamento per la contabilità, visto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 24/10/2017 e 6/10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, i pareri di regolarità tecnica e contabili espressi ai sensi dell'articolo 142 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento dei conti interni in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto esposto si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di procedere all'estinzione anticipata dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti, in cui all'elenco seguente con effetto dal 01/01/2018 per un importo complessivo di euro 2.023.439,40 linee capitali, oltre all'indennizzo stimato in euro 445.886,70, salvo esatta determinazione dello stesso in tempi previsti dalla circolare della Cassa Depositi e Prestiti numero 1280/2013. Grazie, assessore Barlo. Ci sono osservazioni? Grazie Presidente. Assessore Barlo, volevo solo chiederle una delucidazione. Chiedo scusa se la domanda non è pertinente, ma la mia competenza in materia non è sufficiente al momento. L'indennizzo che verrà approvato a febbraio potrà essere aumentato, non diminuito, vero? Quindi solo aumentato e quindi parzialmente ricoperto. Allora, il discorso dell'indennizzo, sì, a seguito del... è stato assegnato sul 456 perché aveva fatto domanda al massimo. Sì, esatto. Non è detto che a febbraio venga coperto totalmente. Noi abbiamo infatti sulla delibera precedente abbiamo preventivato 500.000 euro da poter coprire, ma molto probabilmente vengono coperti totalmente. Quindi è presumibile che aumenti l'indennizzo rispetto ai 456 certo. Grazie. Grazie. Sono altre osservazioni? Passiamo quindi alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Nessuno. Votiamo l'immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Nessuno. Passiamo al punto 8 dell'ordine del giorno. Sentenza del Veneto numero 824 del 2017, riconoscimento debito fuori bilancio. Do la parola al signor Signore. Premesso che la signora Silvana Brussolo ha promosso ricorso avanti TAR Veneto RG 683 del 2004 avverso l'atto di diffida a demolire un chiosco sito in Lugomare Trieste a Caule e successivo ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione numero 130 del 13 aprile 2004, il Comune di Caule, con atto della Giunta Comunale numero 233 del 24 giugno 2004, ha deliberato di costituirsi in giudizio per difendere le ragioni e tutelare gli interessi dell'ente. Il TAR con sentenza numero 824 del 2017
ha accolto il ricorso i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati e condannando nel contempo il comune di Cauda alla rifusione delle spese di vita e liquidando i complessivi euro 3.000 oltre IVA e CPA. La soccorrenza del comune è riconducibile al venir meno dei presupposti che hanno fondato l'azione amministrativa contestata. Infatti, nelle more della definizione del giudizio, la ricorrente ha promosso una causa civile per il riconoscimento dell'usucapione, nel corso della quale è stata accertata la natura privata del sedime interessato dall'abuso edilizio, oggetto della diffida e dell'ordinanza di demolizione comunali, e l'usucapione dello stesso in favore della ricorrente. Da tale circostanza è derivato il venir meno della premessa sulla quale l'amministrazione comunale ha fondato tutta la propria attività amministrativa, in quanto l'abuso edilizio veniva contestato quale intervento sul suolo di proprietà dello Stato. La sentenza sopra riportata è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'articolo 282 del Codice di diritto. L'avvocato legale di parte ricorrente, con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 28 settembre 2017, numero 30.501, invitava il Comune al pagamento spontaneo delle spese processuali liquidate al giudice, quantificandole in euro 3.806,40, di cui euro 3.000 per competenze, euro 120 per cassa ed euro 636,40 per IVA. Tanto premesso, dato atto che gli oneri derivanti dalla sentenza sopra descritta rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio di cui l'articolo 194,1 lettera A decreto legislativo 267 del 2000, ravvisata la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, quantificato in una somma omnicompressiva di euro 3.806,40, richiamata la propria deliberazione numero 52 del 25 luglio 2017, avente ad oggetto verifica della permanenza dell'equilibrio di bilancio e determinazioni in merito all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2017, e dato atto che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio ai sensi della vigente normativa contabile, quale passività pregressa in quanto trattasi di somma già stanziata nel bilancio dell'esercizio in corso, visti i pareri di regolarità tecniche e contabili espressi, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 24 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, considerato che l'articolo 23,5 della legge 289/2002 dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo alla competente procura della Corte dei Conti, chiede di deliberare e di riconoscere ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267 del 2000 la legittimità del debito fuori bilancio come permesso individuato, motivato e descritto, rappresentato la somma di euro 3.806,40 derivante dalla sentenza provvisoriamente esecutiva su richiamata. Di dare atto che la spesa è finanziata al capitolo 1058/1 codice 10.10.203 codice SIO per 1331 del bilancio 2017, di demandare al responsabile del settore segreteria affari generali l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza riconosciuta per presente atto e trasmettere il provvedimento ai sensi dell'articolo 23,5 legge 289/2002 alla competente procura della Corte dei Conti. Grazie signor Sindaco, ci sono osservazioni, interventi? Nessun intervento? Mettiamo ai voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Grazie, votiamo la immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno. Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, misura 19, sviluppo locale libero del PSR 2014-2020, progetti chiari del programma di sviluppo locale pubblico, superficie linee ed intervento, programma di informazione e commercializzazione nei territori rurali della locale, approvazione della convenzione per la regolamentazione del rapporto tra i comuni con l'ambito territoriale designato per il comune di Chiesolo. Do la parola all'assessore Giussoni. Grazie Presidente.
Considerando che il BEG, attraverso il progetto Chiari Itinerari, così come specificato nel quadro 5.2.3 del CSL, ha definito inizialmente le forme di dotazione dei progetti strategici rientranti nelle misure 7.5.1 e 7.6.1, così come definite dal quadro 5.2.1 del CSL, finalizzate alla realizzazione di infrastrutture su piccola scala ricreative e informazione turistica, di informazione e commercializzazione, di riqualificazione del patrimonio culturale rurale e di itinerari esistenti, localizzati nei comuni interessati dagli itinerari cicloturistici e lungo le vie d'acqua denominate Gira Livenza, Gira Tagliamento, Gira Laguna e Gira Remene, così descritte. 7.5.1 Infrastruttura e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali, da attuarsi con formula bando riservata. 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale, da attuarsi con formula bando riservata. Che nella misura 7 servizi di base per il rinnovamento dei villaggi nelle zone residenziali, codice sotto misura 7.5 sostegno investimenti e fruizione pubblica in infrastrutture turistiche su piccola scala, codice di intervento 7.5.1 infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali. Progetto piano, DC1 itinerari. La proposta del bando regia piano approvata con la deliberazione del Consiglio di amministrazione numero 26 del 29 marzo 2017 descrive la sfera numero 17 il progetto di programma di informazione e commercializzazione dei territori rurali della Veneto orientale con un contributo leader pari a €200.000. Vista la delibera di giunta comunale numero 82 del 31 maggio 2016 con la quale il Comune di Carlo aderito al protocollo di intesa PSR 2014-2020 misure 19 sviluppo locale leader, successivamente sottoscritto in data 7 aprile 2016, tra il Bergamo e i comuni di Annone Veneto, Cavoli, Cavallino Tre Porti, Ceglia, Cinque San Maggiore, Concordia Sagittaria, Leclerc, Salto del Portogruaro, Gruaro, Ierro, Portogruaro, Camaggiore, San Michele Bergamese,